Buongiorno, benvenuti alla TG Sicilia. Le principali notizie. Monreale, dopo il secondo fermato per la strage, un 18enne dello Zen che ha istigato Calvaruso a sparare ad altezza d'uomo e caccia gli altri complici, 7, forse addirittura 8. Gli investigatori li troveremo tutti. Fiaccolata ieri sera a Palermo, basta violenza. Rischia altri 4 anni di carcere Nico Pandetta per il cellulare che gli è stato sequestrato in cella a Rossano Calabro. Adesso si indaga su chi gli ha fornito lo smartphone con cui ha fatto la videochiamata alla festa con Baby Gang a Catania. Verso il recupero del Besian a Porticello, nel punto in cui è affondato il veliero, staziona una delle 2 chiatte galleggianti che utilizzeranno le gru per sollevare il relitto dai fondali. 200.000 persone entusiaste a Catania, lo straordinario spettacolo delle frecce tricolori fa il pienone di pubblico e pure di spettatori su Telecolor, ma allo show è seguito il caos nelle strade congestionate dalle auto. Cimitero di Catania, non si cambia, rovi e rifiuti tra le tombe, degrado anche all'esterno, un tratto di marciapiede di via Aquicella impercorribile per una perdita d'acqua. Calcio, Serie B, Palermo perde ancora, a Cesena arriva alla seconda sconfitta consecutiva dopo quella interna con il Sud Tirol. I romagnoli si impongono 2-1 e adesso i play-off sono a rischio. Serie C, il Catania vince con il Giuliano nel primo turno dei playoff, i rossazzurri si impongono per 3-2, protagonista inglese con una doppietta, mercoledì per il secondo turno al Massimino arriva il Potenza. Entusiasmo a Siracusa per la vittoria del campionato e la promozione in Serie C. A Ortigia tifosi in delirio per una stagione che ha riportato gli aretusei in terza serie. Bentrovati a Palermo, corteo per ricordare le 3 vite spezzate nella strage di Monreale, mentre proseguono le indagini per individuare dopo i primi 2 fermi gli altri responsabili della mattanza. 7, forse altri 8 giovani con ruoli e responsabilità diverse. È solo questione di tempo, saranno tutti identificati, assicurano gli investigatori. Desiree Ferlito. Mentre Palermo ricorda le 3 vittime della strage di Monreale, proseguono le indagini per individuare gli altri responsabili. Intanto ha passato la sua prima notte in carcere Samuel Acquisto, 18 anni del quartiere Zen di Palermo. Secondo gli investigatori era lui che guidava la moto con a bordo Salvatore Calvaruso e che lo incitava a sparare ad altezza uomo e non in aria. Ma i 2 non erano soli. In quella piazza a Monreale la sera della strage c'erano una decina di palermitani di 2 quartieri, lo Zen e Borgo Nuovo. E i carabinieri adesso cercano gli altri partecipanti a quella mattanza. 7, forse 8, ruoli e responsabilità diverse. C'erano 5 fra ciclomotori e motociclette provenienti da Palermo ed è solo questione di tempo per risalire a tutti. Ieri sera in tantissimi sono scesi in piazza a Palermo contro la violenza di strada. Il corteo ha attraversato la città in silenzio, con le fiaccole accese in mano. In testa al corteo campeggia uno striscione con la scritta: non uccidere, la vita è sacra. Tutti questi ragazzi capissero che bisogna divertirsi, ma intanto senza armi. Io sto crescendo 2 ragazzi da nonna, per motivi miei, giusto? E io ho paura a farli scendere anche a comprare il pane. L'appello è l'appello non del vice sindaco, è l'appello di un papà che ha 2 ragazze in età, diciamo, tali che sono soggetti a rischio, quindi la vicenda di Monreale mi ha particolarmente impressionato. Palermo, la nostra comunità, è altrettanto scossa di quello che è accaduto alle porte della propria area metropolitana, è scossa di quello che sta accadendo a livello sociale. Parrocchie, associazioni civiche e tantissimi cittadini comuni, tutti chiusi nel dolore per le 3 giovani vite spezzate inutilmente. E a tavola, dopo essere state indiziate per lesioni personali, le bulle, protagoniste della violenta aggressione a 2 ragazze nelle strade della Movida, subiranno adesso il Daspo Willy,
Le 3 giovani, 2 quindicenni, una 14enne, avranno il divieto di accesso agli esercizi pubblici e ai locali e non potranno sostare nelle loro immediate vicinanze per 2 anni. Trovato nella cella di Nico Pandetta a Rossano Calabro uno smartphone, potrebbe essere quello della videochiamata sul palco della festa del 1° maggio a Catania. Per il cellulare dietro le sbarre il neomelodico è comunque indagato e rischia altri 4 anni di carcere. Luca Ciliberti. Perché Nico Pandetta, recluso nel carcere di Rossano Calabro, aveva un telefonino in cella, visto che la legge lo vieta e impone condanne sin dal 2019. Dopo la video call con il rapper Baby Gang durante un evento alla Playa di Catania lo scorso 1° maggio, il nome del trapper neomelodico catanese, nipote del boss ergastolano Turi Cappello, è di nuovo scritto su un fascicolo della procura di Catania. Nico Pandetta, che sta scontando condanne per droga, evasione e rissa, adesso è indagato per accesso indebito a dispositivi idonei alla comunicazione da parte di detenuti. Lo smartphone è stato sequestrato e, secondo la legge, l'uomo rischia un aggravio di pena fino a 4 anni. Esserci il telefonino, non dovrebbe esserci gli alcolici, non dovrebbe esserci la droga. Evidentemente c'è qualcosa che fa sì che il sistema non funzioni tutto intero. Questo è il punto. Carceri dunque permeabili e facilmente accessibili che diventano oggetto di dibattito e attenzione non solo di politica e istituzioni. Un fallimento certificato anche dalla Corte dei Conti nella relazione Infrastrutture e digitalizzazione piano carceri, nella quale vengono evidenziate criticità in 6 regioni, tra queste anche la Sicilia. Accanto alla necessità legata alla creazione di nuovi posti detentivi, si legge nel documento, emergono la mancata realizzazione di numerosi interventi e l'urgenza di completare quelli di manutenzione straordinaria già avviati per migliorare condizioni ambientali, igienico-sanitarie e di trattamento all'interno degli istituti. A Palermo i carabinieri hanno arrestato un 22enne di Monreale che era evaso dai domiciliari per organizzare la festa del suo compleanno a Palermo. Non era la prima volta che non rispettava il provvedimento, ora sconterà in cella la pena per furto aggravato. Sempre a Palermo un autobus dell'Amat è andato in fiamme in Viale Lazio. I passeggeri che si trovavano dentro il mezzo per fortuna sono stati tutti messi in salvo e non ci sono feriti. Sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno spinto le fiamme e messo in sicurezza l'autobus. Una delle 2 chiatte galleggianti che opereranno per il recupero del Basian, affondato nell'agosto scorso, si trova già da ieri a Porticello, nel punto in cui il veliero è andato a picco. Mercoledì riunione operativa per entrare nel vivo delle operazioni. Marco Gullà. Quella che vedete in queste immagini è la Able Life 2. Siamo a Porticello e la chiatta galleggiante si trova proprio nel punto in cui è affondato il Basian. Accanto alla piattaforma c'è un mezzo di appoggio, una nave di supporto che l'ha accompagnata durante il tragitto da Termini Imerese. Il personale di Able Life 2 sta in queste ore effettuando i lavori preparatori e ha iniziato anche con un'ispezione e un'analisi dettagliata del Basian e dell'ambiente marino circostante attraverso un sommergibile telecomandato. Dopo la Ebo 2, nei prossimi giorni è attesa la Ebo 10, la gru galleggiante che solleverà l'imbarcazione del magnate inglese Mike Lynch. Per mercoledì la Procura di Termini Imerese ha fissato una riunione operativa con tutte le parti interessate alle operazioni che si terrà nella sede della Capitaneria di Porto a Porticello. L'incontro è finalizzato a far sì che tutte le attività che verranno compiute evitino rischi di inquinamento. Le operazioni avranno una durata stimata di circa 20-25 giorni. Prima del sollevamento della nave, per ragioni di sicurezza, è previsto il taglio dell'albero. Voltiamo pagina. Catania vola in alto con lo straordinario show delle frecce tricolori che fa il pienone di pubblico, 200.000 persone, ma anche di spettatori. La diretta su Telecolor ha avuto picchi di oltre 55.000 appassionati, ma allo spettacolo è seguito il caos sulle strade congestionate dalle auto. Tra poco vedremo il servizio. Intanto al cimitero di Catania, solita desolante immagine, rovi e rifiuti tra le tombe e il degrado non risparmia il perimetro esterno. C'è un tratto di marciapiede di via Aquicella che è impercorribile per una perdita d'acqua. Tonino De Mana.
Fuori e dentro, non cambia molto. Degrado all'esterno e abbandono all'interno, con il cimitero di Catania che mostra la solita desolante immagine. Tombe, cappelle di intere aree ricoperte da rovi ed erbacce, vegetazione incolta che avvolge ogni cosa, nascondendo croci e lapidi e rendendo difficoltoso persino orientarsi per raggiungere il caro estinto. In questa distesa di verde riposano centinaia di morti. Per qualcuno dei familiari non serve comprare fiori, tanto crescono spontaneamente e sono di vari colori. Per non parlare dei rifiuti e di intere pareti che cadono a pezzi con ossa ben visibili. Uno scempio, uno schifo totale proprio. Tutto abbandonato, sia da parte dei bambini sia che negli ossari, tutto allo stato brado proprio. Incurato, incolto, ci dovrebbe avere più manutenzione secondo me. Le ossa sono tutte esposte, ma sono penso posti più vecchi questi qua. Servizi igienici ancora fuori uso. L'avviso che vedete reca la data del 9 gennaio 2025. Sono passati quasi 4 mesi, ma la situazione non è cambiata. Prima non arrivava l'acqua, ora il problema sembra di altra natura. Si vedrà, non va meglio nel perimetro esterno del cimitero, dove un tratto di marciapiede è off limits per una copiosa perdita idrica. In quel marciapiede molte persone sono cadute, anche turisti, perché non sanno comunque che è scivoloso per terra e quindi rischiano anche di farsi male. Immancabile una discarica esattamente a ridosso del muraglione con Viale della Regione, dove è alto il rischio incendi. L'estate alle porte non lascia dormire sonni tranquilli. Restiamo a Catania, faceva i suoi traffici nonostante fosse ingessato con una spalla immobilizzata a causa di un recente incidente stradale. È un pregiudicato di 35 anni che è stato arrestato poi dai carabinieri per spaccio di droga. Ai clienti cui consegnava le dosi regalava anche un gadget, un regalino, un portacavi con l'immagine di un personaggio dei cartoni animati su una nuvola di marijuana e la scritta El Machico, che era il suo pseudonimo. Sempre a Catania, 2 giovani sono stati arrestati per aver scippato una turista polacca rimasta ferita con una prognosi di 30 giorni. I 2, finiti ai domiciliari con l'obbligo del braccialetto elettronico, sono accusati di rapina e lesioni aggravate. La polizia li ha identificati grazie alle telecamere della videosorveglianza. La refurtiva è stata recuperata e restituita alla proprietaria. Attualità politica. Dopo le elezioni provinciali di secondo livello cresce il consenso del centro in Sicilia e c'è una democrazia cristiana forte, ma ci sono anche autonomisti e civici altrettanto decisi e adesso inizia la battaglia a colpi di richieste di assessori. Manlio Viola. Passate le elezioni provinciali, il centrodestra si trova a fare i conti con un risultato molto diverso da quello che nel 2022 ha segnato la maggioranza in Sicilia e al comune di Palermo. C'è un centro che cresce nell'isola e all'interno di questo centro c'è una democrazia cristiana che in numerosi comuni è diventato il primo partito. Ma c'è anche un centro fatto di autonomisti come quelli di Raffaele Lombardo e alleati civici come quelli di Roberto Lagalla, che è sindaco di Palermo, e insieme a Lombardo e MC che ha dato vita al movimento Grande Sicilia. Adesso è tempo di rivedere i rapporti di forza ed ecco che il peso della DC e di Grande Sicilia diventano determinanti. Tutto inizia quando Raffaele Lombardo, alla luce dei risultati delle provinciali, chiede al presidente della regione Renato Schifani un assessore in più nella giunta. Attualmente gli autonomisti ne hanno soltanto uno, mentre DC e Lega ne hanno 2 ciascuno. Il consenso della DC è analogo a quello di Grande Sicilia, quello della Lega leggermente inferiore. La risposta della democrazia cristiana però viene da Palermo, al comune dove guida l'alleato di Lombardo, il sindaco Lagalla. La situazione è invertita e la DC a chiedere un assessore in più a parità di consenso con civici e autonomisti di Lagalla e Lombardo. Il confronto è appena cominciato nel vecchio stile DC, quella di una volta, e al centro ci sono 2 ex presidenti della regione, Lombardo e Cuffaro, entrambi cresciuti nella segreteria dell'ex ministro Calogero Mannino. La soluzione a questo confronto però non sembra affatto vicina. Torniamo allo spettacolo delle frecce tricolori a Catania, 200.000 persone in strada, ascolti record a Telecolor, ma gran caos per le auto in città. Eva Spampinato. Eccola la famosa scintilla, una delle figure più spettacolari e amate dal pubblico che ieri per la prima volta a Catania ha potuto vedere dal vivo lo show aereo della pattuglia acrobatica nazionale, le frecce tricolori, che hanno trasformato il cielo di Catania in un palcoscenico di orgoglio nazionale.
200.000 le presenze stimate dal comune di Catania, senza contare chi ha visto il Catania Air Show dalle proprie case, dai balconi, dal mare e chi l'ha seguito in diretta TV su Telecolor. Una media di oltre 35.000 spettatori, con picchi di oltre 55.000 persone che dalle 14.50 alle 18.40 sono rimaste incollate agli schermi per vivere a distanza la festa di Piazza Franco Battiato. Grandissima affluenza anche sul live streaming del sito La Sicilia Web. Su Twitch quella di Telecolor è stata la terza live più seguita d'Italia. Un grandissimo sforzo tecnico della nostra struttura che ha permesso di far arrivare nelle case dei siciliani un racconto giornalistico e visivo di grande spessore. È tanta soddisfazione perché abbiamo dato una bellissima manifestazione a Catania, da quello che ci premeva fare, ci siamo riusciti, è stato bellissimo, il pubblico era stracontento, evento unico ma che non sia l'unica. Lo show apriva ufficialmente la 65esima stagione acrobatica delle Frecce Tricolori, 10 aerei che si muovono all'unisono nel cielo a 650 km/h a 2 metri di distanza. Il privilegio di fare il comandante, di essere quindi a terra, è quello di percepire la vicinanza di tutto il pubblico, di percepire la vicinanza e l'emozione delle persone. Una imprevista e imprevedibile affluenza che ha accompagnato un evento memorabile, ha commentato il sindaco trentino sui social. Come memorabile è stato il blocco totale delle strade dopo lo show. La macchina organizzativa non sembra aver superato l'esame come avrebbe dovuto. Inutili gli inviti a lasciare a casa le auto, metropolitane sovraffollate, nessun servizio navetta, treni stracolmi fino ad Acireale e Giarre, parcheggi per disabili sottodimensionati. Un medico dell'ospedale civico di Palermo denuncia tutti gli scandali del suo reparto, operazioni chirurgiche inutili o inesistenti, cartelle cliniche falsificate, testimonianze di parenti dei pazienti. Il caso arriva alle Iene su Italia 1, vediamo. Un nuovo terremoto nella sanità siciliana. Le Iene di Italia 1 con Gaetano Pecoraro e Marco Chipinti hanno intercettato un medico dell'ospedale civico di Palermo che si è rivolto alla TV dopo numerose denunce registrate e documentate rimaste per anni inascoltate da parte dei suoi superiori e della stessa procura. È lo stesso medico che poco tempo fa aveva intercettato il deputato regionale Ismaele Lavardera. Stavolta il medico non solo si è mostrato a volto scoperto, ma il lavoro d'inchiesta ha portato alla luce ulteriori scandali e testimonianze esclusive. Stiamo parlando, secondo quello che lui racconta, di casi di malasanità, ci parla di casi di concorsi poco chiari che si sono svolti e poi c'è tutta una parte che riguarda, secondo quello che ha ricostruito sempre questo medico, alcune cose che riguardano delle spese, dei rimborsi che il civico prenderebbe da poi chiaramente, naturalmente, da parte dello Stato. Tra le registrazioni ottenute anche le parole terrificanti di un primario che avrebbe detto: bisogna operare a tutti i costi, anche solo per aprire e chiudere i pazienti, altrimenti ci chiudono il reparto. Non ci siamo soltanto fermati alla denuncia del medico, ma ho cercato di verificare se le cose che diceva potessero essere vere, e quindi abbiamo sentito anche altre persone, altri medici, infermieri che lavorano in quello stesso reparto, che ci hanno confermato il racconto in toto del protagonista, del medico denunciante. Un nuovo scandalo dunque che appesantisce la sanità siciliana, che di certo da anni non gode di buona salute. Arte adesso a Scicli, taglio del nastro per il Museo d'Arte Contemporanea con la mostra L'Opera delle Formiche del maestro Emilio Esgro. All'interno l'imponente installazione Non uccidere, precetto più che mai attuale. Veronica Barbarino. Le formiche del maestro Emilio Esgro invadono la città di Scicli. Simbolo dell'operosità e della vita comunitaria, l'esposizione d'arte inaugura il nuovo polo culturale dedicato all'arte contemporanea a Scicli, all'interno dell'ex convento del Carmine. Si apre nel segno di una operosità che i siciliani hanno sempre dimostrato nella loro storia. La nostra terra non è la terra dei rassegnati, è l'ora degli uomini coraggiosi,
L'esposizione propone il percorso creativo dell'artista siciliano a partire dagli anni 60 e valorizza lo stretto rapporto con la cultura mediterranea. Tratto distintivo la cancellatura, che prende anche le sembianze di api e formiche che invadono lo spazio espositivo tra cesti ricolmi di carrubbe d'oro, simbolo di ricchezza e crescita di questo territorio. Tra le opere in esposizione spicca nel chiostro l'installazione Non uccidere, realizzata da Isgro con un'architettura di Mario Botta. Che Isgro aveva bisogno di esporre queste sue cancellature con l'intento di far emergere il non uccidere, e anche ha cancellato tutti gli altri comandamenti che non sono meno importanti. Questo diktat che purtroppo è diventato d'attualità in questi nostri anni. L'antologica sarà fruibile fino al 3 novembre. A Scicli, al Museo d'Arte Contemporanea. Ci fermiamo tra poco per il calcio. La seconda sconfitta consecutiva del Palermo, la vittoria del Catania nel primo turno di play-off e il ritorno in Lega Pro del Siracusa. State con noi. Calcio, dopo la sconfitta di ieri a Cesena, il Palermo si interroga sugli errori commessi e a rischio c'è la qualificazione ai play-off. Marco Gullà. Un altro passo indietro. La sconfitta rimediata ieri a Cesena fa crollare ulteriormente le ambizioni del Palermo. In questo momento settimo in classifica e a rischio anche per la qualificazione playoff. Un disastro. Al Manuzzi la squadra di Dionisi ha perso 2-1 al termine di una gara giocata male, soprattutto nella ripresa. Ha vinto il Cesena, che ci ha creduto di più grazie al gol di Calone al primo tempo e poi ad inizio ripresa con Saric, l'ex. Nel mezzo il rigore sbagliato da Poyampalo e il temporaneo pareggio di Pierozzi. Una sconfitta che non è netta ma che ci sta e che riporta a galla i soliti difetti di questo Palermo. La partita è stata fatta, il risultato non è stato ottenuto. Oggi i ragazzi hanno fatto la prestazione, c'è poco da dire su questo. Poi siamo molto arrabbiati, sono molto arrabbiato perché una prestazione così devi ottenere almeno un risultato positivo. Ci complichiamo la vita perché abbiamo concesso un corner con troppa facilità. Devo parlare degli episodi perché poi abbiamo preso gol su episodi e la partita l'abbiamo fatta sempre noi. Il tecnico elogia la prestazione, ma i risultati dicono ben altro. Il Palermo, quando mancano 180 minuti alla fine del campionato, rischia un harakiri se non dovesse ottenere i playoff. Il Cesena nono è distante un solo punto. E quindi dispiace, siamo dispiaciuti perché una partita così con uno scontro diretto magari era meglio portare da nostra parte, però ora guardiamo alle ultime due perché sono fondamentali per il nostro cammino. E la prossima il Palermo la giocherà al Barbera venerdì sera contro il Frosinone, ancora in lotta per la salvezza. Il Catania comincia bene nei playoff, battuto il Giuliano al Massimino con una doppietta di Inglese e un gol di Gherardi. Mercoledì secondo turno con il Potenza. Marco Carli. Missione compiuta. Il Catania ritorna al successo al Massimino dopo più di 3 mesi, l'ultimo acuto proprio con il Giuliano. Conquistato il secondo turno dei playoff, mercoledì alle 20 al Massimino arriva il Potenza. Con i campani non è stato per niente facile, il primo gol immediato di Inglese convalidato dal VAR mette la strada in discesa, ma qualche minuto dopo il Catania cambia atteggiamento, come era successo a Potenza. Dalla mezz'ora il Giuliano prende vigore, favorito da una squadra etnea che si abbassa troppo, i campani colpiscono un palo, si vedono annullare un gol sempre dal VAR e poi pareggiano con De Rosa, lesto a sfruttare la leggerezza in disimpegno di Jimenez e la palla persa da Di Tacchio. Gli attaccanti vogliono continuare ad essere aggressivi, dietro magari non si ha l'aggressività più come prima, dagli spazi intermedi dove le squadre avversarie hanno qualità, qualsiasi squadra incontri, e ti creano pericoli. I rossazzurri rischiano anche in avvio di ripresa, ma poi cambiano di nuovo l'inerzia dell'incontro. Gherardi si muove da centrocampista, orienta lo stop per garantirsi la progressione, nessuno lo chiude e lascia partire il tiro del 2-1. Poi, ancora attraverso la revisione al monitor, arriva il rigore trasformato da Inglese per il 3-1. Nel finale Nepi accorcia nuovamente. Il Catania va avanti, davanti al futuro di Gizzarbano in tribuna. Ultima notazione sul VAR. Chiedersi come sarebbe andata senza la revisione attraverso le immagini è legittimo. Probabilmente sarebbe stata tutta un'altra partita, forse con un gol irregolare e con un rigore non fischiato. Monito per il futuro, la tecnologia è indispensabile anche in Serie C, magari non solo dai playoff.
Domenica di grande festa a Siracusa per la vittoria del campionato e la promozione in Serie C. A Ortigia l'accoglienza della squadra che ha battuto in trasferta per 3-1 l'Igea Virtus. Tifosi in delirio. Francesco Aloi. È un'emozione unica, ti giuro, è pelle d'oca. La domenica azzurra finisce a Ortigia. Al Ponte Umbertino l'arrivo del Siracusa Calcio, tra applausi, cori e fuochi d'artificio. Oggi ce la godiamo tutta, di solito si dice che chi vince festeggia, gli altri devono spiegare e oggi andiamo a festeggiare perché è una festa di tutta la città, quindi forza Siracusa, grazie siracusani. Una stagione da inserire nella bacheca dei ricordi, quasi sempre in testa alla classifica, 78 punti, 25 vittorie, 3 pareggi e 4 sconfitte. Con il 3-1 in casa dell'Igea Virtus all'ultima di campionato, dopo 6 anni si torna in Serie C. Forza Serie C, vai Siracusa, forza Leoni! È stata una stagione tribolata, però alla fine l'emozione veramente è stata grandissima. Sono venuta di Brasile per questa partita, sono Siracusa di cuore. Mister Turati, che nel Siracusa ha giocato, è stato un vero condottiero, una guida per i ragazzi che tutti insieme sono riusciti a far festeggiare la città e la provincia. Grande squadra, grande il mister e anche grande il nostro presidente. Serie C, Serie C, Serie C, Serie C, Serie C, Serie C, Serie C. Ma se da un lato si festeggia, dall'altro c'è chi ha già altre ambizioni. Continuare questo percorso, andare in Serie B. Complimenti naturalmente, grazie per essere stati con noi, ci fermiamo qui, buon pomeriggio.